Mister Salvo D'Arrico, dobbiamo chiamarti ancora mister oppure soltanto opinionista? Non so, io mi sento ancora mister e mi piacerebbe ancora allenare nonostante l'età, però faccio anche l'opinionista. Comunque profondo conoscitore sicuramente del campionato dilettantistico, promozione d'eccellenza, ma io ti voglio parlare dell'eccellenza perché quest'anno veramente ci sono due gironi abbastanza impegnativi, squadre che fino all'ultimo daranno filo da torcere a quelli che magari forse erano le squadre favoritissime. Guardiamo un pochettino il girone B, quello che segue naturalmente anche per questioni di tempo e di distanze, no? Intanto dobbiamo andare a valutare che nomi ci sono. Nobili decadute, Leonzio, Acireale, Giarre, Milazzo, Igea Virtus. Forse ne dimentico qualcuna, proprio è un campionato. No, ma quest'anno veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Per cui è tutte attrezzate per il salto di categoria. Sarà una lotta durissima, anche se la Leonzio sta dimostrando, oltre di essere in testa con qualche punto di vantaggio, addirittura a 3 punti di penalizzazione, di essere la squadra forse da battere, ma le altre non sono da meno. Sarà dura anche la lotta per la retrocessione. Insomma sarà veramente un terno all'otto, anche in prospettiva playoff a questo punto. Certo, perché se guardiamo bene la classifica sono diverse le squadre che sono in quella zona, per cui la lotta sarà abbastanza dura, ma credo che sarà dura anche per il primo posto. Non è detto che ancora la Leonzio non ha tutto il girone di ritorno. Tutto il girone di ritorno. Poi c'è da mettere anche un'altra cosa, c'è stato quest'anno, aiutami tu a confermare, un calciomercato incredibile, quasi a livello di professionisti. Molte squadre si sono completamente rinnovate e stravolte, e per cui per esempio una in particolare, l'Atletico Catania, che chiaramente non farà il giro, quello che ha fatto nel girone di andata, ha preso solo 3 punti. Però recuperare quei punti sono veramente tanti. Chiaramente possiamo dire che è un po' falsare il campionato, perché chi incontrerà l'Atletico il giorno di ritorno non è quella squadra cuscinetto che ha dimostrato di essere nell'andata. Ormai l'unica squadra cuscinetto, purtroppo per quei ragazzi dell'Orlandina che ieri ne hanno presi abbastanza. Beh, in questo caso possiamo anche dire che bisognava pensarci prima, soprattutto per l'Orlandina. Probabilmente delle solidità economiche sono fondamentali anche e soprattutto in questi campionati dilettantistici. Ma l'Orlandina ormai ci ha abituato a questo tipo di campionato già dalla Serie D. Ormai pare che una società, almeno dall'esterno, sembra che vogliono solo mantenere il titolo, perché non sono per niente competitivi già l'anno scorso in Serie D e stanno ripetendo praticamente anche in eccellenza e sono destinati a un'ulteriore retrocessione. Nel campionato di promozione, a parte gli altri gironi, focalizziamo il tutto nel girone C, dove questo Biancavilla sorprende di domenica in domenica, ulteriore campagna acquisti di rafforzamento, a dimostrazione che l'obiettivo è sicuramente quello di partecipare nella prossima stagione al campionato di eccellenza. Allora, sai, forse sono anche un po' direttamente interessato, no? Ho qualche interesse diretto, familiare, c'è mio figlio che ci gioca. Biancavilla sta dimostrando, oltre di essere una grossa squadra e 10 punti di stacco, chiudere il girone d'andata con tutto questo vantaggio, una squadra che gioca un bel calcio, con una squadra, un organico veramente altamente competitivo, quasi da eccellenza credo, però alle spalle è una società solidissima, un presidente che sa cosa vuole e organizzata bene, con le persone giuste nel posto giusto, una squadra che veramente, non so, perdere il campionato, il Biancavilla solo loro possono. Sono una pazzia. Poi le altre giocheranno credo per i playoff, però sai, vincere all'andata è troppo presto, dire averla in saccoccia il campionato. Diciamo che ha buone possibilità di vincere e ci sarà da lottare, perché ora chiaramente il giorno di ritorno sarà ancora più difficile, perché tutte le squadre giocheranno per cercare di battere la capolista. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. Un amico di Penalty è stato presente per tantissime volte all'interno della nostra trasmissione. Ho il piacere di avere qui, nel contesto dell'AIAC, Associazione Italiana Allenatori, nel contesto di questa premiazione legata ai tecnici, ai dirigenti che si sono particolarmente messi in evidenza nel 2015. Giovanni Garofalo,
che comunque ha un obiettivo, quello di ritornare prestissimo ad allenare, no? Perché alcune scelte lavorative ti impediscono in questa stagione di essere protagonista, però io credo che sotto sotto c'è sempre questa voglia di ritornare prestissimo in campo, perché soprattutto si ha voglia di insegnare calcio vero e pulito anche e soprattutto ai giovani. Sì, sicuramente prima di tutto l'obiettivo è di tornare prestissimo a Catania. In questo momento sto insegnando a Licata e questo mi ha dovuto fare un po' mollare il calcio per quest'anno. Spero già dall'anno prossimo di rimettermi di nuovo. Tra l'altro tu avevi già firmato per il Città di Catania, che attualmente è una delle squadre rivelazione nel campionato di promozione, quindi il tuo progetto iniziale sicuramente era giusto, aveva già intrapreso un percorso assolutamente di qualità. Sì, il Città di Catania, diciamo, squadra neanche tanto rivelazione, perché era una squadra che già comunque si capiva che doveva fare un campionato importante, avevamo costruito già, gettato le basi per fare un campionato importante, confermando il grosso della scorsa stagione e facendo degli acquisti importanti. Poi chiaramente insomma, le mie vicende lavorative mi hanno portato lontano, ho dovuto dare le dimissioni prima ancora di iniziare, però i ragazzi e il mister Platania stanno facendo con Santo Murè, insomma tutti insieme stanno facendo un bel lavoro, sono convinto che alla fine faranno i playoff sicuramente. Parliamo invece dei due gironi di eccellenza, dove primeggiano società anche di grande tradizione calcistica. Ah sì, diciamo che nel girone diciamo, quello più della nostra zona sicuramente insomma, è un girone abbastanza impegnativo. Devo dire che lì... Parliamo della Leonzio, dell'Igea Virtus. È un girone molto equilibrato, dove anche la Cireale sta risalendo su bene da quando è arrivato il direttore, l'amico Santopalma, insomma lui dove va poi alla fine i risultati vengono sempre fuori, non so come fa, avrà la bacchetta magica, ma insomma avanti in Coppa, sta risalendo la classifica, sono convinto che la Cireale, poi ci sono grosse piazze, quindi comunque un campionato molto equilibrato su, sicuramente è un po' scadente nelle squadre di bassa classifica, dove comunque probabilmente l'Atletico Catania, per la piazza che è, l'allenatore che è arrivato, i giocatori importanti che sono arrivati, potrebbe risollevarsi. Si tirerà su, poi alla fine secondo me si salverà, non so se ai play-out o addirittura in anticipo, e poi le altre invece insomma Orlandina e compagnia bella. Mentre invece nel girone A c'è questa San Cataldese, il Paceco, il Dattilo, il Gela soprattutto, che insomma dovrebbero in un certo senso essere le 4 squadre pretendenti alla vittoria finale. Sì, insomma grosse piazze come Gela sicuramente ti aiutano a fare molto bene da un punto di vista motivazionale, quindi sono convinto che poi questo spesso fa la differenza. Sicuramente anche la San Cataldese ha su una squadra importante, credo che poi alla fine queste due squadre mi sembrano le squadre messe meglio, anche se a dire il vero conosco un po' più approfonditamente il girone della Leonzio, Cireale, insomma questo più della nostra zona che non l'altro. Pierpaolo Alderisi lo scorso anno vittorioso a Lentini con una Siculo Leonzio assolutamente di grande qualità, quest'anno dopo qualche mese di sosta probabilmente per resettare tutto si è presentata la bellissima proposta sul Catania, quindi settore giovanile. Tu hai vissuto per molti anni nel settore giovanile, quindi un ritorno indietro ma con una prospettiva probabilmente anche più importante. No, hai detto benissimo, è un ritorno indietro nel senso che riprendo categorie che ho fatto anni addietro, però chiaramente in un contesto, in una situazione completamente differente, con uno stimolo professionale importante e dove ti vai a misurare con diciamo, delle situazioni che ti fanno crescere. Per me questo è un punto importante, cioè penso che in ogni esperienza ci sia crescita, a maggior ragione in un contesto come quello del calcio Catania. Tra l'altro un calcio giovanile è totalmente diverso, hai detto bene, rispetto a quello normale giovanile che si vive nei campi di provincia asfaltati da tanta terra, però quanto ti può mancare effettivamente quell'altro calcio, quello dell'eccellenza, della promozione, dell'interregionale? Vabbè, chiaramente sono due tipi di situazioni completamente differenti, però per una persona che fa l'allenatore il piacere è quello di lavorare durante la settimana, fare crescere in questo caso i ragazzi, cercare di costruire dei calciatori e poi vivere anche quelle emozioni della domenica e farli vivere in maniera sana ai ragazzi, quindi diciamo è un'altra cosa, però non ho mancanze di alcun genere.
2016 ormai alle porte, con quale speranza e con quale sogno nel cassetto? Ma io quando mi viene fatta questa domanda solitamente dico che non ho sogni da realizzare, per me il sogno è poter fare quello che a me piace, cioè l'allenatore. Poi insomma ti ripeto, farlo in contesti come quello del Catania è bello, è stato bello farlo a Lentini, è stato bello farlo quando ho iniziato anche in società minori, cioè l'importante è che stai lì, impari tu e poi cerchi di trasmettere quello che hai imparato, che hai preso nel tempo a questi ragazzi. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Lo scorso anno una vittoria importante a Siracusa che grazie a te è andata in interregionale, quest'anno fermo anche perché c'è un corso importante, quello per diventare ulteriormente allenatore professionista. Giuseppe Anastasi, quanto ti manca però un po' il calcio giocato domenicale? No, quello manca sempre, quello sarei bugiardo a dire che non manca, però c'era una cosa che era fondamentale fare prima di fare determinati contratti con qualsiasi squadra. Secondo me chi vuole ambire a determinati traguardi deve passare obbligatoriamente da quel corso che è quello di seconda categoria. Ho avuto la fortuna tramite la mia carriera e tramite tutto quello che ho fatto a livello di allenatore, quindi sono entrato con dei punteggi importanti e quindi ho preferito un attimino fare il corso di seconda categoria e magari aspettare un attimino quello che è l'evento che succede. Hai fatto un reset, no? Per prepararti giustamente a questa nuova avventura. Hai seguito comunque i campionati attuali, il campionato interregionale dove comunque questo Siracusa sta giocando un buon calcio e soprattutto sta ottenendo dei risultati importanti. Però prima di parlare del Siracusa volevo che tu mi facessi un quadro invece sui due gironi di eccellenza dove la Sicula Leonzio e la San Cataldesi in questo momento sembrerebbero quelle con il passo più in forma. Guarda, io penso che la classifica rispecchia sempre quello che comunque quello che si vede in campo. Oggi la Leonzio di Sebbi Catania, ma anche il Rocca di Caprileone, l'Igea Virtus, queste cose sono squadre che comunque se la lotteranno fino alla fine. Non ci scordiamo che comunque la Cireale sì è vero che ha tardato, ma comunque 5 punti oggi sono pochi, visto che c'è ogni vittoria ci sono i 3 punti, quindi insomma recuperabili. Sì, sono recuperabili e comunque è un campionato dove nessuno può dire che si vince così a mani basse. Il girone A invece ho visto un attimino la classifica, ho visto gli allenatori che ci stanno. Se voi pensate che il Mazzara c'ha come allenatore Tommaso Napoli, che l'anno scorso era in Lega Pro, quindi voglio dire che è un campionato anche lì difficile, dove c'è una sorpresa che se non vado errato è il Dattilo. Il Gela? No, ma il Gela per me non è una sorpresa, anche perché c'è un allenatore importante che si chiama Brucculeri, c'ha una squadra importante, c'ha un presidente che è importante, che quello secondo me è fondamentale per ogni società. Per ritornare al campionato interregionale, Siracusa in testa, Due Torri a sorpresa divenuto assolutamente quasi protagonista in prospettiva chissà anche dei playoff e poi c'è la Leonfortese e poi tutti gli altri. Ma guarda, Siracusa per me non è una novità, anche perché prima di cambiare tutto l'organico dei calciatori comunque ha cambiato il quadro tecnico, staff tecnico, a partire da Andrea Sottilli, che secondo me è uno degli allenatori più importanti che c'è in questa categoria. Nulla togliere hanno Antonello Laneri, che voglio dire è un navigatore di queste categorie e di altre categorie, e poi hanno una società solida come il presidente Gaetano Codruffo. Io ripeto, con lui ho visto, gli devo dire un grazie al presidente perché a me ha dato la possibilità anche lui di approdare a questo corso di seconda categoria. Devo dire grazie perché abbiamo vinto 2 campionati importanti e un grazie lo dico anche ai tifosi. Questa qua è l'ennesima volta che lo ripeto, io quella tifoseria è una tifoseria dove mi è entrata nel cuore. Sì, perché anche nei momenti più difficili, anche se a volte criticati, perché secondo me nelle grandi piazze ti devi anche far criticare, che è anche giusto quello lì, però si è instaurato un rapporto importante, quindi grazie anche a loro sono approdato a questo corso. Siracusa ha le possibilità di vincere il campionato. Bene, per chiudere, 2016 ormai alle porte, un sogno per Giuseppe Anastasi. No, devo essere sincero, innanzitutto sto aspettando che finisce il corso perché ora ho l'esame il 18 gennaio. Qualcosa di importante c'è, però è giusto che tocca alla società dare l'input del cambio di allenatore, quindi non tocca a me, ma qualcosa si è sbloccato.
Parliamo del campionato di eccellenza e lo facciamo con una squadra che insomma nessuno dava sicuramente nella zona tranquilla della classifica. Parliamo del campionato di eccellenza Girone B, parliamo con Iemma, mister Iemma, Sporting Via Grande che a sorpresa, e devo dire con tanto piacere anche da parte degli addetti ai lavori, sta disputando sicuramente un campionato oltre le aspettative, in positivo, con la possibilità probabilmente di fare la seconda parte della stagione in maniera più rilassata e più tranquilla. Mi auguro, questo me lo auguro sicuramente. Sì, devo dire che quando in estate abbiamo programmato con il direttore Purbilenti la nostra stagione, devo dire che effettivamente gli addetti ai lavori e con sincerità anch'io inizialmente non credevo tanto di poter fare una stagione così tranquilla come è stata definita. Il lavoro sta pagando, io questo sono molto contento, io do tanto merito ai ragazzi perché mi seguono. È una cosa importante questa, è una squadra giovane dove ora a dicembre abbiamo inserito dei giocatori di esperienza come Daniele Costa, come Regalino che comunque è un giovane perché è un ragazzo del 90 e quindi comunque ha ancora tanto da dare, però sì, sono molto contento io e la società di quello che sta venendo fuori. Tra l'altro un girone, quello B di eccellenza, particolarmente interessante, mai come quest'anno veramente c'è un terno all'otto sia per la vittoria finale ma anche a questo punto in prospettiva playoff, perché sono veramente tantissime le squadre che almeno ambiscono alla possibilità dei ripescaggi tramite i playoff. Sì, rispetto all'anno scorso dove io sono stato protagonista con il Siracusa insieme al mister Anastasi, dove sinceramente abbiamo avuto soltanto lo Scordia che ha tenuto vivo il campionato, poi c'era un abisso alla terza, se non ricordo male mi sembra che alla fine l'Igea sia arrivata o a 13 o 14. Ci sono stati i playoff poi alla fine. Ecco, quindi non lo ricordavo questo, quindi non sono stati anche i playoff. Sì, bella stagione, devo dire che sinceramente non mi aspettavo questo equilibrio tra le prime posizioni, perché onestamente nelle assi di partenza le più attrezzate sembravano Acireale e Sicura Leoncio, con di conseguenza l'Igea che confermava il gruppo che ha avuto nelle ultime stagioni. Poi c'è anche il Rocca di Capreleone che a sorpresa si è inserito. Io devo dire che la vera sorpresa a mio parere per quanto riguarda le prime posizioni sono il Rocca e lo Sporting di Taormina, perché comunque lo Sporting è vero che è una squadra a mio parere molto più che discreta perché è composta da elementi validi e allenata bene da mister Coppa, e quindi si poteva prevedere un campionato di medio-alta classifica, sicuramente non di quello che in realtà stanno facendo, perché non dimentichiamo che sul campo il Taormina oggi sarebbe primo a 32 punti, quindi c'è da dargli merito. C'è il Rocca che è una grande sorpresa, non escludo assolutamente da questa lotta sino alla fine il Troina, perché secondo me è una squadra che può impensierire perché in attacco è molto forte, dà imprevedibilità con Diop in particolare che ha fatto una tripletta domenica e sinceramente ci dimentichiamo anche del Palazzolo. No, e stavo dicendo che sinceramente dico il Palazzolo a seconda giornata quando è venuto a Via Grande e ha perso 1-0, io ho detto quindi in tempi non sospetti che il Palazzolo sarebbe stata una delle protagoniste del campionato. Oggi a maggior ragione avendo al comando della guida tecnica mister Strano, che non lo presento io, hanno rinfoltito la rosa con giocatori importanti come Fichera e Peppe Grasso, che per questa categoria a mio parere sono decisamente un lusso. Io credo che il Palazzolo per la lotta finale e per il primo posto darà fastidio a parecchie. Adesso parliamo invece di Iemma, no? Lo scorso anno allenatore in seconda in un Siracusa importante con Anastasi, adesso cammini da solo e devo dire che come debutto non ti puoi lamentare. No, devo dire che sono abbastanza contento, certo io metto la passione principalmente, io devo dire che do veramente l'anima, ma lo dico perché impronto il mio lavoro, perché è il mio lavoro. Principalmente col cuore e poi guardando l'aspetto economico. Può sembrare una poesia, però io dico sempre ai miei ragazzi che noi facciamo delle categorie dove guardare i soldi secondo me è un errore. Chi ha delle ambizioni oggi deve guardare a seminare. Poi noi viviamo un mondo dove se tu fai bene in una stagione puoi riprendere tutto quello che tu secondo te hai perso in questi anni dove invece stai zappando la terra. Questo è il mio giudizio. Sì, sono contento, sono molto contento, io debbo molto a mister Anastasi, mi ha dato la possibilità di camminare con lui per 2 stagioni e sicuramente per quanto riguarda la mia crescita professionale ha influito notevolmente.
don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. Penalty è presente nel contesto di questa premiazione dell'AIAC con due persone, il sottoscritto che ha condotto questa puntata speciale e in questo caso anche con la presenza di Antonio Rapisarda, che speciale non è indubbiamente all'interno dell'AIAC ma è speciale per Penalty perché è il commentatore ufficiale della categoria promozione. Allora vediamo un po' se ti ricordi bene i 4 gironi, ci fai un sunto completo in questa domenica quando le squadre sono assolutamente in vacanza, assolutamente in libertà. Ciao Ettore, allora sicuramente le squadre sono in vacanza, però è anche vero che diciamo che molte squadre devono ancora lavorare, molte possono mangiare tranquillamente diciamo il panettone, però c'è molto da lavorare. Partiamo subito col primo girone, quello palermitano con il Riviera Marmi che sta facendo veramente molto bene, Nova Sancis e tante altre squadre che cercano di inseguire. È un campionato veramente molto bello, molto equilibrato, forse il più equilibrato dei 4 e sicuramente sarà un bel girone di ritorno. Per quanto riguarda il girone B abbiamo questa città di Sant'Agata di Militello che veramente va a gonfia vele, anche se l'ultima giornata ha perso col Torre Grotta. Sono le due squadre che sicuramente fino all'ultimo si contenderanno questo campionato, questo girone B e staremo a vedere, anche perché ci saranno anche altre outsider come la Ionica o tantissime altre squadre che sicuramente nel girone di ritorno, grazie anche al mercato che hanno fatto di riparazione, sicuramente faranno bene. Ma andiamo al girone C, vai! Nel girone C c'è soprattutto questo Biancavilla che è sicuramente la squadra da battere. Sì, hai ragione benissimo, è la squadra che non offre veramente, non offre un ottimo calcio, però è concreto. Come posso dire un esempio è l'Inter di Mourinho, è una squadra che gioca bene, ha un ottimo attacco, un'ottima centrocampo e un'ottima difesa. Ha fatto veramente molto bene, ha ultimamente anche approfittato diciamo della sosta, della pausa, del riposo che aveva il Belpasso e anche altre squadre, ma sicuramente è la favorita per vincere questo girone. Poi le altre credo che punteranno molto ai playoff. E per chiudere questo girone D, dove questa Nissa probabilmente è veramente la squadra più forte, però bisogna anche ogni tanto guardarsi le spalle. Guarda, hai ragione, però questa volta mi sa che alle spalle diciamo non ne approfittano, specialmente il Licata che ha perso contro una squadra forte. Diciamo che questo ci lascia un po' perplessi. Il Licata doveva essere, non doveva essere la squadra antagonista, cioè doveva essere il Ragusa ha perso. Ci sono state anche questi rinforzi da parte del Santa Croce, questo calciomercato che l'ha aiutata, quindi sono sicuro che nel girone di ritorno tornerà nelle zone alte. C'è anche il Marina, la New Team, sono squadre ragusane che hanno un pochettino stentato, ma sicuramente torneranno là e io lo auguro a tutte le squadre, auguro alle buone e alle sane società di far bene e magari il prossimo anno di avere tutte le soddisfazioni che meritano. Allora, da quello che abbiamo capito anche tu hai mangiato il panettone perché sei confermato giustamente anche per la prossima stagione. Grazie. Questa è la cosa più bella probabilmente. Sì. Devo ringraziare anche te per la bellissima opportunità che mi stai dando. Io sono diventato quasi un esperto, quindi non lo immaginavo, mi hai detto vabbè ce la farai, grazie. Si conclude qui la puntata di giorno 27 di questa domenica 27, siamo stati in esterna, abbiamo raccontato la pausa post natalizia attraverso l'AIAC, l'Associazione Italiana Allenatori, la sezione di Catania che ha organizzato una premiazione per tutti i tecnici, le squadre e soprattutto i settori giovanili che si sono particolarmente messi in evidenza nel 2015. La nostra trasmissione ritornerà live domenica prossima, giorno 3, quando ci prepareremo al ritorno in campo insieme a tutte le squadre del calcio dilettantistico dal campionato CND sino alla prima categoria. Non si torna in campo giorno 3, si tornerà in campo giorno 6, ma noi di Penalty naturalmente vi racconteremo anche questo. Ci vediamo domenica prossima. This year
Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. It's you. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. You, baby. I won't ask for much this Christmas.